Da stamattina alle 5 che fa. L'asinello piange disperato dalle 5 del mattino di fianco alla carcassa di quello che era un suo compagno di giochi nell'ampio recinto, perché il lupo non ha lasciato scampo né a lui né ad altre bestiole. Gli animali fanno parte, non è un lavoro il nostro, fanno parte della nostra famiglia, li allevi come figli, li vedi nascere, li cresci, li accudisci e vederli predati così che ti viene a mancare come una persona cara. Questi sono i dolcissimi asinelli in contrada Pennar, sono molto spaventati, stanno lontani da noi, hanno avuto una notte difficile. Alle 5 di questa mattina i lupi sono arrivati in branco, una mamma, un figlio, di là un altro in fondo che è fuggito, ha cercato, ma non c'è stato nulla da fare. E questa predazione è avvenuta esattamente ad Asiago, contrada Pennar, ma vedete in alto ci sono le case, sono pochi metri. È dura per loro stamattina perché vedere sì, i loro amici, i loro simili, sono compagni e vedere queste morti, cioè insomma vede, non è facile neanche per loro, sono molto sensibili e quindi sono come noi, insomma, le bestie sono come noi. Andiamo verso il recinto, oggetto della predazione. Tutti sono nascosti, il cane, le caprette in disparte, gli asini terrorizzati, ma anche chi alle 5 si è visto il branco di lupi di fronte alla porta di casa. In paese c'è un senso di impotenza e di rabbia. C'è paura anche. Troppi in mezzo alle abitazioni, incuranti delle luci e dei rumori degli umani, tanto da dover chiedere aiuto ai militari dell'Arma. Venire da solo a questo punto, come è successo già qualche anno fa, avremmo paura di fare questo. A questo punto mi sento di chiedere, come ho già fatto questa mattina al comandante della stazione dei Carabinieri di Asiago, a questo punto chiediamo un supporto, che vengano ad accompagnarci a fare il giro per motivo di sicurezza, perché noi ci sentiamo veramente sicuri. Poi dicono che il lupo non attacca le persone, chi lo sa. Una predazione dopo l'altra, un danno dopo l'altro, d'estate, d'inverno, in un territorio che forse da secoli non vedeva più la presenza del lupo, ora reintrodotto. Non si salvano le vacche all'alpeggio, le pecore recintate, saltano senza problemi i recinti anche elettrificati, uccidono cani nel giardino di casa, riducono ai minimi il resto della fauna selvatica. Un concetto di biodiversità forse un po' naif, che appare gestito malissimo a livello centrale. Nessuno vuole la strage dei lupi, ma chi ci vive a contatto chiede disperatamente un controllo e delle tutele prima che sia troppo tardi. Credo che bisogna continuare a dirlo, affinché chi ha la responsabilità di decidere e di dire alcune cose lo attui, ma lo attui veramente con procedimenti che sono leggi alla fine, o attuazioni di provvedimenti europei. Non capisco perché in altri stati riescono a contenere, a fare determinate cose, e qui in Italia invece purtroppo contano più i lupi, che vorrei dire che qualche bambino magari, perché qua mi sento di dire anche questo, contano più i lupi che le persone.